Buongiorno a tutti ragazzi, domani ancora una giornata che sarà all'insegna del bel tempo, anche se ragazzi ci sarà la neve in arrivo, però non per quanto riguarda il nord Italia ragazzi, ma bensì come potete vedere da quelle macchie viola che vedete. In effetti ho controllato lì metti giù e tra più o meno Potenza e Benevento, quindi diciamo che questa macchia qui ragazzi qui è Potenza, ciao Maria, quindi della Campania, quindi internamente, quindi sulla Basilicata e sulla Puglia, quindi anche un po' su Bari, come potete vedere ci sta questa macchiolina qui di neve. Poi giustamente questa macchia grande qui e qui invece sono andato a controllare lì è tra l'Abruzzo ragazzi e il Molise, quindi domani ci sarà la neve tra l'Abruzzo e il Molise. Secondo allora su Ostuni non so perché in effetti mi dà in effetti, però te lo posso dire un attimo meteo Ostuni perché qua mi fa vedere solo le macchie in effetti. No, diciamo no, domani Ostuni porta precipitazioni, no. Grazie Domitilla, anche a te. Quindi no, in effetti lì è l'Abruzzo e il Molise, quindi sono andato a controllare sulla cartina e mi dà, questa macchia viola proprio, tra l'Abruzzo e il Molise, quindi è lì che nevicherà. La parte esatta è più o meno come possiamo dire. Allora, stando a come sta la situazione, L'Aquila, Teramo, queste saranno Rieti, Chieti, queste qua saranno più o meno le città dove, arriverà la neve, quindi penso più internamente che esternamente, quindi Ascoli, Piceno, Chieti, non credo Pescara perché sta sul mare, però la parte internamente, quindi poi ci sarà Isernia, Campobasso, poi invece l'altra macchia invece riguarda la zona di Potenza più o meno, quindi giù, in effetti se vediamo ragazzi, qua sta Salerno di fronte, io sono andato sulla cartina e ci sta Potenza, Matera, Basilicata. Ma te lo posso dire subito, guarda, io questo qui te lo posso dire in diretta, quindi diciamo che è così ragazzi, quindi allora Ostuni mi porta a Dino, quindi San... No, porta pochi gradi, 4 gradi, ma non porta neve, però può accadere che lo faccia perché la zona interessata è questa qui, quindi sono due le zone interessate, dalla neve, quindi da questa parte qui fino a qui. Poi ci sta, di fronte Salerno, quindi diciamo che in ordine lì, come ho detto io, dalla posizione sarà Isernia, Campobasso, Benevento, quindi il lato interno del Molise e e della Basilicata, quindi Campobasso, Potenza, Avellino pure, ragazzi, non dimentichiamo Avellino, quindi anche ad Avellino potrebbe fare la neve, come sta situata, questa macchia. A San Severo no, in effetti avevo visto già, però te lo dico in diretta, quindi vediamo un attimo. San Severo no, porta 4-7 gradi, quindi saranno abbastanza fredde le temperature, quindi domenica pure porta nuvoloso uguale 4-6 gradi, quindi le temperature ragazzi crollano. Quindi voglio vedere proprio Abruzzo che mi dice proprio per vedere per Sfizio, mo apro direttamente così. In effetti eccolo qui, mi dà neve ragazzi, eccolo qua. Domani in Abruzzo mi porta qui, quello lì in tempo reale. Mi dispiace da dire, mi porta 1 grado meno 6 gradi, quindi l'Abruzzo in generale. E mi porta pioggia e neve, quindi diciamo che questa foto del satellite è più che esatta. Domenica la stessa cosa, domenica anzi è un po' peggio in Abruzzo, ci sta
0 gradi, meno 7 gradi, anche lunedì 2 gradi, meno 9, diciamo sarà una settimana brutta proprio per l'Abruzzo in generale. Grazie Domitilla, quindi voglio vedere invece Potenza perché vedo quella macchia lì di fronte a Salerno, quindi mi sa che sarà Potenza, sì, e difatti non mi sbagliavo. In effetti domani porta rovesci nevosi, sabato, domenica e lunedì, quindi la zona è quella lì che avevo detto io perché in linea d'aria ragazzi lì deve essere Potenza, quindi non ho sbagliato. Voglio vedere Avellino, proprio la zona dove ci sta la neve, diciamo la macchia che si vede. Ad Avellino no, anche se le temperature... ciao, grazie. Sì, sì, a nord sarà bel tempo domani, invece un po' al centro, un po' a sud, pianura padana sud, mo ti dico subito, allora, vediamo che mi dice. Allora, no, allora, porta meno 1 e 9 gradi, no, e porta nebbia, quindi no, mi dispiace, in pianura padana sud, no. Sarà una bella giornata, la nebbia, vabbè, ma quello è naturale lì, quindi no, diciamo che la maggior parte sarà su quelle due macchie viola che vedete, ragazzi, quindi sarà una cosa strettamente, diciamo, lì Abruzzo e Molise, e poi lì in effetti è, come ho detto io, Campobasso, neanche Avellino in effetti, quindi anche Avellino diciamo porta neve perché porta 11 gradi anche se le temperature sono, ciao Angi, sono molto basse, grazie mille. Quindi diciamo che in tutta Italia farà bel tempo, ragazzi. Di certo a nord ci sta la nebbia perché lo porta in tutte le regioni, tipo Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Quindi in queste parti qui, ragazzi, ci sta anche, vedete queste macchie qui, queste qua un po' più biancastre, quella lì è la nebbia in effetti, quindi non sono nuvole, quindi è la nebbia che ci sta sia di mattina che di sera, quindi lo so perché in Piemonte ce ne sta sempre una carretta, lo so, a Milano la stessa cosa, quindi facevo Asti, Cuneo, ogni sera oppure ogni mattina era sempre pieno. Quindi diciamo che da domani le temperature crollano in tutta l'Italia, quindi fa la fascia come avevo detto ieri in quell'altro video, quindi Adriatica e Sud Italia, quindi poi dopodomani secondo me sarà ancora un po' peggio, quindi l'avevano detto e in effetti secondo me è così anche perché ci troviamo con il meteo di domani, quindi è così. Angi 75. Mi dispiace Angi, quindi diciamo che io sono sposato, quindi mi dispiace tanto, quindi non credo che potremmo incontrarci, quindi mi dispiace, ma già ho impegnato, quindi non ti posso dire niente, puoi seguirmi sul canale, tutto, ma non incontro le persone, se non per amicizia solo, quindi solo per questo, quindi ci tengo a precisarlo sempre, quindi ho un sacco di amici qua, ma incontrare per amicizia è una cosa, per altro è un'altra cosa, quindi diciamo a livello di amicizia non è un problema. Quindi meglio essere chiari anche perché per queste cose già ho avuto un sacco di problemi, quindi meglio evitare. Già ho avuto un sacco di guai con certe persone, vabbè, sono cose passate, quindi meglio non pensarci più. Quindi ragazzi, domani, sì, sì, domani ci sarà, diciamo, la neve in queste due parti viola che vedete nella cartina. Ciao Rosalia, in tutta l'Italia invece ci sarà bel tempo, a parte un po' di nebbia a nord, ma lì è quasi normale. Quindi diciamo che perlomeno per la giornata di domani il nord e il centro, tranne che questa macchia viola, questa qui è su Bari, e ci sarà la neve. Poi in tutta Italia saranno giornate come oggi, quindi soleggiate, però
con diciamo la temperatura che sta in crollo termico, quindi in tutta diciamo l'Italia le temperature si abbasseranno di molto, quindi diciamo che anche se sarà una bella giornata le temperature saranno basse, quindi ci saranno un crollo di 8 gradi su quasi tutte le regioni, sia al nord che al sud, quindi indifferentemente diciamo da dove state si subirà questo crollo termico, quindi poi su alcune zone tipo l'Abruzzo e Molise e poi ci sta Potenza, quindi Campobasso, diciamo, dove a sud farà anche un po' di neve. Non so quanto, però in caso di ulteriori aggiornamenti stasera farò un'altra diretta, diciamo, per vedere la situazione come evolverà. Quindi diciamo che questa è la foto in tempo reale del satellite, quindi diciamo a meno di 24 ore da, diciamo, da domani, quindi è attendibilissima, non dico al 100%, ma al 90% sicuro sarà così. Vabbè ragazzi, vi auguro a tutti buon appetito, tanto sono le 13.09, quindi penso che la maggior parte di voi o sta mangiando o fra poco incomincerà, quindi vi auguro buon appetito e ci sentiamo più tardi. Ciao Maria, ciao Angi, ciao a tutti, ciao e buona giornata a voi. Ciao, ciao a tutti.